Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. I poteri speciali sui termovalorizzatori non arrivano. Dopo innumerevoli annunci non andati a buon fine, il presidente Schifani il 16 settembre aveva finalmente confermato: entro settembre il governo varerà un decreto energia e saranno dati i poteri speciali al presidente della regione siciliana per la realizzazione dei termovalorizzatori nell'isola. Gli stessi poteri che il precedente governo concesse a Gualtieri, sindaco di Roma. È passato settembre ed è ormai passato anche ottobre, ma quei poteri speciali continuano a non arrivare e quel che è peggio, la norma nel decreto energia non c'è ed è stato persino bocciato un emendamento che andava in una direzione simile. Forse servirà ancora una volta alzare la voce. Lombardo tra la Lega e il Partito Popolare Europeo. Raffaele Lombardo, rispondendo con tutta evidenza alle osservazioni fatte dal nostro giornale, ha affermato: non lo so se mi candido alle elezioni europee, ma se mi candido e vengo eletto non c'è dubbio che mi iscriverò al Partito Popolare Europeo. Questa affermazione risponde alle nostre osservazioni, ma apre una contraddizione con gli elettori leghisti. Un elettore che vota Lega infatti sceglie di dare il voto a una posizione anti-europeista e di estrema destra nella realtà europea. Se uno degli eletti andasse nel Partito Popolare, di fatto lo scipperebbe dalla sua volontà espressa dal voto. Miccichè prova ad avere una seconda vita. Alla conferenza dell'MPA a Palermo, invitato da Raffaele Lombardo, c'era in prima fila Gianfranco Miccichè, che ha dichiarato: Lombardo mi ha dato uno stimolo per la costruzione di un altro movimento che possa in qualche modo affiancarlo. Non crediamo che sia una mossa saggia, ma per fortuna, per quanto gli attribuiamo grosse capacità, non riteniamo che per riuscirci a Lombardo basti dire: Gianfranco, alzati e cammina. E se i manager si facessero per concorso? In un'intervista rilasciata a Live Sicilia, il presidente della regione Renato Schifani, a proposito della polemica sui manager della sanità, ha lanciato un'altra proposta provocatoria. Sulla meritocrazia, ha detto: valuterò l'opportunità a questo punto di proporre al governo nazionale che la scelta dei manager avvenga su base nazionale mediante pubblico e rigoroso concorso. Cuffaro propose il sorteggio e Lombardo il voto degli utenti, ma questa sarebbe un'altra cosa e non sarebbe affatto una cattiva idea. La follia di chi vorrebbe chiudere i centri per il rimpatrio. Mentre l'Europa sembra determinata a individuare norme più rigide per bloccare l'afflusso di migranti clandestini, l'estrema sinistra guidata dalla CGIL ha manifestato ieri a Pozzallo chiedendo addirittura la chiusura dei centri per il rimpatrio. Evidentemente preferiscono lasciare ai mercanti di carne umana la scelta di chi arriva nel nostro paese e sottoporre i migranti alla roulette russa dell'attraversamento del Mediterraneo. Stesso lavoro, stipendi diversi al nord e al sud. Secondo uno studio della CGA di Mestre sulle differenze salariali in Italia, un dipendente del settore privato in Lombardia arriva a 31.000 euro di stipendio lordo in un anno, mentre in Sicilia arriva appena a 16.400 euro, a fronte dei quasi 22.000 euro di media nazionale, stipendi autonomi e differenziati. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.